Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e ben trovati con la Coppa Italia d'Eccellenza Calabrese, il ritorno degli ottavi tra Reggio Ravagnese e Virtus Rosarno. Dopo lo 0-0 della gara d'andata, l'attuale capolista del campionato di eccellenza si schiera con Currà, Foti, Cordova, Scoppetta, Zuccalà, Baima, Verduci, Urruti, De Leon, Gomez, Arcudi. Risponde la compagine avversaria Stillitano tra i pali, Michelli, Dascoli, Espereon, Morgante, Pertierra, Condello, Faure, Napoli, Ocampo, Lugli. Il match è affidato al fischietto del signor Salvatore Raffa di Vibo Valencia anche l'assistente 1 Rosario Losiggio, di Loghi l'assistente 2 Mirko Cardia. Le immagini a cura di Mirko Giacopello ci trasferiscono al film del primo tempo, subito un tentativo di Scarcella dopo 10 minuti, pallone che finisce abbondantemente largo. Il match di ritorno vive sugli stessi ritmi di quello d'andata, pochissime le emozioni. Al 24esimo la Reggio prova a passare a sinistra con Arcudi, mette il pallone all'indietro, buona chance per Gomez che però cicca la sfera. Finisce così allora il primo tempo, come abbiamo già detto, poche le emozioni. Il match ovviamente sullo 0-0, inizia la ripresa. Al 54esimo il Rosarno prova a cambiare marcia, il pallone passa dai piedi di Pertierra, poi la difesa, Raso calcia dalla distanza e manda fuori. Sostituzione Reggio Ravagnese, dentro Caristi per Arcudi. Al 64esimo il Rosarno continua a imperversare in zona offensiva, ma ancora una volta le chance dalla distanza mancano di mira. Ci ha provato Pertierra. 70esimo, punizione di Baima messa dentro per Scoppetta che però non riesce a deviare e si dispera. Minuto 78, l'episodio che può cambiare il volto della partita, l'imbucata di Verduci per Gomez, steso così da Faure, secondo giallo per il numero 2, espulsione. La Virtus Rosarno in 10 uomini e mancano 12 minuti al triplice fischio. Minuto 81, dopo 3 minuti dal fallo, la punizione che ne segue di Baima, il suo sinistro supera la barriera ma termina incredibilmente fuori. Minuto 85, il recupero palla di Ocampo, il pallone calciato verso la porta, arriverebbe un Eurogol che viene cancellato da una clamorosa svista della terna arbitrale. Il pallone infatti supera nettamente la linea ma viene annullata, o meglio non viene convalidata la rete di Ocampo. Finisce allora così col brivido per la Reggio Ravagnese. Si decide tutto ai tempi supplementari. Al 93esimo dentro Pannuti per Verduci. Al minuto 105 l'unica chance della prima parte di extra time, la punizione di Baima pesca Foti, il pallone viene bloccato da Stillitano. Al 110esimo la prima chance, quella decisiva del secondo tempo supplementare, c'è un calcio d'angolo per la Reggio Ravagnese. Baima dalla sinistra trova la testa di De Leon che colpisce il portiere, probabilmente se la porta in porta ed è 1-0 Reggio Ravagnese. Rivediamo quello che succede stavolta per il direttore di gara. Il pallone ha oltrepassato totalmente la linea, arriva infatti l'1-0 dei locali, però succede di tutto nel finale, anche tanto nervosismo. Minuto 118, palla in profondità di Foti per Baima, 1 contro 1 col diretto avversario. Baima prova a passare, viene steso così nei pressi del vertice, arriva ancora una volta il secondo giallo per il numero 99 e la Virtus rimane in 9 fuori per tierra. 120esimo ancora, è il festival dei cartellini e sono tutti rossi, doppia espulsione, Cordova da una parte, Alvarez dall'altra. Minuto 122, c'è spazio per Bongani al posto di Baima, al triplice fischio espulso anche l'autore del gol, il match winner De Leon. Tantissime infatti le defezioni che ci saranno per la Reggio Ravagnese che però conquista i quarti di finale in Coppa Italia. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.